Come già detto, oggi ricominciamo gli appuntamenti con la Regione Veneto. Abbiamo con noi in diretta il presidente Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, Presidente, non possiamo non parlare di questa scure sulla sanità. Il Veneto rischia di dover restituire dei soldi e quindi 240 milioni di euro il governo li rivuole indietro dopo averli erogati, almeno così da quello che si sa. E lei oltretutto ha detto che è disposto addirittura a stendersi in mezzo alla strada per impedire una cosa del genere. Come stanno le cose? Rischiamo veramente di avere un grosso limite sulla buona continuazione della sanità veneta che ha fatto tanto bella figura in Italia. Ma guardi, innanzitutto spieghiamo ai cittadini che un mese fa abbiamo chiuso l'accordo. Dopo un mese si parla di tagli. Allora io capisco che bisogna sconfiggere gli sprechi, ma allora vai a tagliare gli spreconi, non a noi che siamo la prima regione d'Italia per virtuosità. Noi abbiamo il costo delle garze che è del 620% inferiore a quello che pagano alcune regioni. Un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro contro i 60-80 euro in alcune regioni. Quindi non esiste che vengano a tagliare in Veneto, perché prima di arrivare sulle porte, ai confini del Veneto, devono aver fatto pulizia di tutti quei tirapiedi, della mala gestio, di tutta quella gentaglia che spreca. Perché, guardi, non esiste più. E le dico anche di più, scusi lo sfogo, che se questo è il modo, noi siamo legittimati a non pagare più le tasse. Lo dice il governatore di questa regione. È scandaloso quello che sta succedendo. Lei sarebbe veramente disposto a farla questa cosa, proprio a mettersi proprio davanti e dire no, basta, le tasse ce le teniamo noi, non vedrete più un centesimo? Ma guardi, glielo dico con tranquillità. Cioè, lo sciopero fiscale davanti a una vicenda come questa, noi voglio chiarire, facciamo volentieri la nostra parte, perché comunque è un paese che sta andando in malora. Però è altrettanto vero che prima di venire da me, che ormai ho ridotto all'osso gli sprechi, dove c'è solo virtuosità, prova ne sia che tu governo dici che io sono un punto di riferimento, vai a fare pulizia con il lanciafiamme da chi spreca. Questa è una cosa forte che lei sta dicendo, ma guardi, io sono stato eletto per difendere i veneti, non per difendere gli altri. Sì, per carità, però logicamente, insomma, noi abbiamo delle possibilità diverse rispetto ad altre regioni, di conseguenza si viene sempre a pescare da noi proprio perché siamo più bravi, forse. No, guardi, c'è ora di finirla la vostra storia. Le regioni che sprecano sono state riempite di finanziamenti, curano male i loro pazienti e li mandano da noi. Cioè, questo è quello che sta accadendo. È scandaloso quello che sta accadendo, e siamo una delle 4 regioni che manda tasse a Roma e le lascia lì. Lasciamo ogni anno 21 miliardi di euro di tasse. Ma quelli che mandano da noi non sono persone che hanno delle possibilità proprio di spostarsi e gli altri magari rimangono lì e si beccano quello che resta? No, guardi, da noi veramente arriva il popolo, arrivano le persone disperate che noi curiamo volentieri. Ma mi chiedo, se la tua regione fa un buco di 700-800 miliardi di euro all'anno della sanità, io immagino che stia sprecando, ma ti curerà anche bene. Invece non sono neanche in grado di curare i pazienti, e questa è la tragedia. Questo comunque è un punto che tornerà sicuramente a galla. Grazie al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buona giornata, a presto. Radio Padova, la radio che ti serve.